Buongiotti, buongiorno. Ciao. Ieri avrà senz'altro sentito di tutti questi arresti, queste implicazioni con la Camorra. La Camorra è arrivata anche qui in Veneto. Beh, da parecchio che c'era. Ringraziamo le forze di polizia, la magistratura, ma credo che anche noi come cittadini dobbiamo essere più attenti, più responsabili. Il fenomeno è preoccupante. L'ultimo rapporto al Parlamento italiano mette in evidenza che non c'è regione d'Italia che si può dichiarare esente. Le mafie sono profondamente cambiate, sono molto più flessibili, sono reticolari, hanno creato rete tra di loro. Oggi è molto forte la famosa area grigia, questa commistione tra legale e illegale. Quindi dobbiamo riflettere, non dobbiamo fare sopravvalutazioni né sottovalutazioni, prendere coscienza che il problema c'è, che c'è un ruolo di magistrati, delle forze di polizia, delle istituzioni, ma ci vuole anche una maggiore coscienza da parte di noi cittadini. La conoscenza è la via maestra del cambiamento e poi mafia e corruzione ci impoveriscono veramente un pochettino tutti, inquinano la bellezza del valore, della meraviglia delle nostre terre, che sono delle belle terre con della bella gente. E allora non possono essere queste situazioni, ma chiari il valore, i grandi valori. Però bisogna anche reagire, bisogna anche fare, bisogna non pensare che sia un problema che riguarda sempre altri. È un male curabile. Ma certo, però bisogna darsi una mossa a tutti, ma veramente tutti, con molta umiltà e con molta forza. E il problema più grave non è solo chi fa il male, ma quanti guardano e lasciano fare, quanti pensano che non esista. Il male bisogna chiamarlo per nome, riconoscerlo e poi affrontarlo.